E siamo alla politica. Questa mattina a Rione Macchia Romana di Potenza l'Italia dei Valori ha incontrato i cittadini. Il segretario nazionale Ignazio Messina, presente al gazebo, ha conosciuto i candidati lucani e presentato 2 proposte di legge di iniziativa popolare. C'era per noi Marco Malvestio. Lavoro, no alle pensioni d'oro e lotta alle mafie. Riparte da questi 3 punti fermi l'Italia dei Valori, che oggi a Rione Macchia Romana di Potenza ha portato il segretario nazionale Ignazio Messina. Davanti all'ingresso del parco Elisa Claps è stato allestito un gazebo per la raccolta firme. Sul tavolo 2 proposte di legge di iniziativa popolare. La prima, intitolata Creiamo lavoro, aboliamo le leggi Fornero. E la seconda, 80 miliardi di beni confiscati alla mafia, utilizziamoli per il bene comune. Obiettivo, le 50.000 firme necessarie per presentare al Parlamento entrambe le proposte. Una riguarda la eliminazione della riforma Fornero, la peggiore riforma del lavoro fatta nel nostro paese, che ha danneggiato lavoratori e datori di lavoro. La seconda cosa è uno scandalo che 80 miliardi di patrimonio confiscato alla mafia non vengano utilizzati e di contro si continui a tassare i cittadini. Riteniamo intanto che non ci sia un albo dei beni confiscati alla mafia ed è paradossale. La giornata di oggi però è stata l'occasione anche per fare il punto sulle 2 prossime scadenze elettorali, europee ed amministrative. Io ho scommesso che arriveremo al 4,2. Dopo gli scandali del recente passato, molte le facce giovani del partito. Soprattutto per quanto riguarda la città capoluogo, stiamo preparando una nostra lista con il nostro simbolo e speriamo di ottenere un bel risultato.